Olimpiadi, meno entrate e maggiori spese per il Veneto, il buco è di 26 milioni di euro. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo sul Corriere delle Alpi. Fondazione Milano Cortina, deficit da 310 milioni, si spera nel sostegno del CIO o l'onere per la regione potrebbe crescere. L'articolo di Laura Berlinghieri. Da una parte entrano e dall'altra escono, il problema allora è quando introiti e spese non collimano, e per Fondazione Milano Cortina, l'ente che ha organizzato, promosso e comunicato tutti gli eventi legati alle ultime Olimpiadi invernali, il deficit tra le due voci ammonta all'incirca 310 milioni di euro. Risultato anche di un evento il cui budget fissato nel 2019 in poco meno di 1,4 miliardi di euro è salito vertiginosamente a 1,7 a fronte di incassi, i 570 milioni da sponsor e diritti televisivi e i 200 dai biglietti, a cui aggiungere l'ammontare non ancora quantificato delle vendite del merchandising, che evidentemente non si sono rivelati all'altezza delle aspettative. Le cifre sono state comunicate ai soci di fondazione, tra cui la Regione Veneto, nell'ultima riunione del Consiglio di amministrazione il 9 aprile scorso, accompagnate dalla richiesta di metterci la famosa pezza e quindi di coprire il buco, dato che la fondazione, ente di diritto privato, terminerà il suo servizio il prossimo 31 dicembre con la previsione di un perfetto pareggio di bilancio. E allora qualcuno dovrà pur metterli i soldi per coprire i 230 milioni di maggiori costi e gli 80 milioni di minori introiti registrati. I soci, appunto, con la speranza di un grosso aiuto da oltre 100 milioni di euro da parte del CIO. Se il Comitato Olimpico dovesse mettersi una mano sul cuore, allora Stato ed enti territoriali dovrebbero dividersi solamente i rimanenti 200 milioni erotti, con un conto complessivo che per la Regione Veneto e il Comune di Cortina dovrebbe raggiungere i 26 milioni di euro, altrettanti per il Trentino Alto Adige, circa 20 e 5 milioni spartiti tra le due province autonome e una sessantina per la Lombardia. Ma è chiaro che se il CIO dovesse rispondere picche, come sarebbe sua facoltà, allora l'intero onere ricadrebbe su Stato, regioni e comuni, con un costo che per il Veneto lieviterebbe a quasi 40 milioni di euro nel segno di una spartizione economica conforme alla suddivisione del numero delle discipline tra le sedi di gara. Colpa dei ritardi nella realizzazione di alcune opere come l'Ice Hockey Arena di Milano? Se Mico non avesse anticipato i soldi, le gare non si sarebbero svolte, dice una voce interna al Consiglio di amministrazione. Certo, i soldi le saranno restituiti per consentire alla fondazione di chiudere l'esercizio e la sua esistenza in pareggio. È la legge a prescriverlo, ma a metterli saranno i soci. A meno che, ed è un'ipotesi, non venga trovata una soluzione analoga alla strada già battuta dal governo con l'individuazione del commissario straordinario per la Paralimpiadi, l'ingegner Giuseppe Fasiol, 40 anni in regione, e un tesoretto pubblico di 448 milioni di euro, di cui almeno 200 finiti nel budget della fondazione. L'approfondimento vi aspetta a pagina 7 del Corriere delle Alpi e diamo uno sguardo ai principali richiami che troviamo sulla prima pagina del quotidiano bellunese. Ecco come si apre la prima pagina di oggi, lunedì 20 aprile 2026, ovviamente la notizia in primo piano è quella letta poc'anzi, Olimpiadi, conti in rosso, il Veneto deve 26 milioni di euro, l'approfondimento vi aspetta a pagina 7. La foto di copertina invece è dedicata ai laghi in provincia di Belluno, la siccità morde la pianura, nel bellunese è allarme per l'estate, i sindaci, se svuotati i laghi il turismo montano crollerà. Una veduta del lago del Cadore della scorsa estate in questo scatto del Corriere delle Alpi, l'approfondimento di Francesco Dalmas da pagina 12 a pagina 13. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, ecco tutte le date. Il nuovo anno scolastico scatterà il 10 settembre, il nuovo anno scolastico 2026-2027 in Veneto per scuole dell'infanzia del primo e del secondo ciclo inizierà giovedì 10 settembre, l'approfondimento a pagina 10. L'assessore regionale alla sanità Gerosa, medici, Belluno e Feltre non avranno incentivi. L'assessore regionale alla sanità è lapidario, le due città della provincia non saranno mai dichiarate zone disagiate e quindi i medici di base che vi operano non percepiranno le indennità. Nel frattempo nel territorio dell'USL 1 ne mancano 11, 8 nelle aree disagiate, 1 nell'area disagiatissima di Sovramonte e 2 nei capoluogo. L'approfondimento di Paola Dallanese da pagina 14 a pagina 15. In banca se la prende con la cassiera e coi carabinieri, arrestato, l'approfondimento di Sosso a pagina 11. Canale d'Agordo, una preghiera per la pace, appello di Stella d'Albino Luciani, l'articolo a pagina 17.
E ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, un'opera, una storia, la chiesetta di San Matteo a Sala, quegli affreschi con i gamberi, l'articolo di Fabrizio Brancoli. Sulla tavola dell'ultima cena, nella piccola chiesa di San Matteo a Sala, frazione di Cusighe, in provincia di Belluno, compaiono dei gamberi. Sono dipinti accanto al pane e al vino, discreti ma riconoscibili, come se qualcuno avesse voluto lasciare un segno familiare in una scena solenne. E una domanda si manifesta, inevitabile: il mare non c'entra. L'articolo a pagina 25. La Tebusche e la forza Coop per superare la crisi del latte, l'articolo di Viettina nell'inserto centrale che troverete in questa edizione del Corriere delle Alpi. A pagina, sempre in questo inserto, Carli, fibra ottica, risveglio a nord-est, posati cavi per 2,8 milioni di chilometri. Dal Corriere delle Alpi passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è la seguente: in un anno abbattuti 5.000 ungulati, ma dal report venatorio della Polizia Provinciale emergono dati confortanti su caprioli e cervi, in aumento i camosci. Cervi stabili, caprioli in leggero calo, camosci in espansione sono i primi dati che emergono dal bilancio della stagione venatoria 2025-2026 presentati ieri a Longarone Fiere in occasione della 24esima edizione di Caccia Pesca Natura. La popolazione degli ungulati sul territorio bellunese insomma si è stabilizzata sia per la presenza del lupo sia per l'effetto di una caccia di selezione sempre più precisa e scientifica. Gli errori di classe d'età dei singoli esemplari registrati si fermano all'1,5% nell'ultima stagione, tanto per dare un numero, sono stati 5.003 gli ungulati abbattuti, in particolare 1.472 caprioli, 2.705 cervi, 771 camosci, 55 mufloni e 3 daini. Dati che confermano la consistenza demografica degli ungulati sul territorio bellunese. Il numero rimane stabile attorno a quota 33.000, in pratica un cervo o capriolo, camoscio o muflone ogni 6 residenti in provincia. L'articolo di Damiano Torven a pagina 3. La foto di copertina ci porta a Ponte nelle Alpi in 1500 ieri alla tradizionale corsa per famiglie. Corri papà, 20.000 euro per le scuole. Grandi e piccoli al via della 21esima edizione di una corsa solidale e tradizionale. L'articolo di Giovanni Santin a pagina 7. Cronaca in Agordino, scivola, batte la testa e muore trovato dal fratello. Un tonfo, la corsa per le scale, la porta che si spalanca. Dino Valt, 64 anni, è stato trovato morto dai familiari in casa nel suo bagno. Aveva abbattuto la testa dopo essere scivolato. Sul posto sono arrivati l'ambulanza e l'elicottero Falco, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Quella caduta gli è stata fatale. Dino Valt abitava da solo, era separato da molti anni e non aveva mai avuto figli. Una persona riservata, così lo dipinge chi lo ha incrociato. Una tragedia davvero, ha detto il sindaco di Falcade Mauro Salvaterra. A nome di tutta l'amministrazione esprimo le condoglianze alla famiglia, mi dispiace molto. L'articolo di Fontanive e Moranduzzo a pagina 8. La polemica Fondazione Teatri, l'ex presidente Ferigutti contro Boito del Circolo Cultura e Stampa. Si infiamma il dibattito sulla Fondazione Teatri delle Dolomiti scaturito dopo la decisione di affidare la gestione del teatro La Sena di Feltre allo stabile del Veneto di Artenven. L'ex presidente della Fondazione Teatri, Massimo Ferigutti, replica: Boito farebbe bene, prima di impartire lezioni, a chiarire da quale posizione parla. L'articolo di Federica Fant a pagina 2. Arsi a San Vito il triste record dei decessi per silicosi. A San Vito di Arsi il record dei morti da silicosi durante l'incontro organizzato dal comune, nel corso del quale è stato presentato il libro di Egidio Pasuc sul male da miniera. Lo storico locale Marco Brandalisa ha spiegato che nel dopoguerra a San Vito sono morti ben 130 minatori nonostante la popolazione locale fosse di solo 1.000 persone. All'incontro presenti medici, abitanti della zona, funzionari INAIL e assistenti sociali. L'articolo a pagina 6. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, ormai salva, la Dolomiti cede anche al Brescia. Sconfitta dignitosa e Bonatti elogia tutti, siamo un unicum. L'articolo di Lazzarin da pagina 12 a pagina 13. Sempre per quanto riguarda il calcio, il Cavarzano vola ai playoff nazionali, Borgo in bilico, altri 90 minuti di passione. Destini diversi, il Cavarzano corona il suo splendido campionato con un secco 4-0 al Dolo Pianiga e con la conquista anticipata dei playoff, saltando i turni regionali in virtù del +9 sulla terza. Il Borgo Valbelluna invece dovrà sudare altri 90 minuti per guadagnare la salvezza. Gli approfondimenti da pagina 14 a pagina 15.
Corsa in montagna, 250 alla Santissima e la Zoldana Arnoldo Regina a Limana con Roberto Fregona. Cavalletta firma l'articolo a pagina 22. Motociclismo, fine settimana da dimenticare per Bassani in Olanda, l'articolo di Mammani a pagina 23. E sempre Mammani a pagina 22, rugby, coach Bergamo saluta Feltre superando il Valpolicella. La stagione della matricola della Serie A si conclude con una vittoria e l'ultimo posto comunque indolore. Non ci sono retrocessioni. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.